Non solo spaccio e furti, tra le professioni tristemente praticate in via Piave c'è anche il borseggio, attività diffusa e spesso pianificata attraverso un'organizzazione del lavoro certosina, soprattutto coi turisti del centro storico veneziano, ma che proprio a Mestre pare avere una sua base di partenza, come risulta dallo scambio di informazioni raccolte sul campo da Monica Poli dei Cittadini Non Distratti e Giovanna Luzzi del Coordinamento Cittadini Quartiere Piave. Mi sono proprio confrontata con Monica perché avevo visto delle persone un po' strane e dopo avevo osservato che la prima cosa che facevano salivano sull'autobus. Quindi gli ho mostrato alcune foto e ho scoperto che sono dei borseggiatori abbastanza rinomati di Venezia Centro, proprio quelli belli, i boss locali. E ho scoperto che sono qua da noi, vivono qui. Frequentando un quartiere è facile che si finisca col conoscere molta gente se non altro di vista. Lo spacciatore, chi gli fa da palo, ad esempio, sono in questo caso figure ricorrenti e piuttosto riconoscibili per un residente che percorre queste strade tutti i giorni, così come per gli altri. Il problema non è solo il borseggiatore che va a rubare, scippare, perché non è neanche un furto normale, ma hanno anche incroci e chiamiamoli intrallazzi con lo spaccio, perché io li ho visti chiaramente insieme a determinati personaggi abitué della nostra zona, oltre che bere e divertirsi insieme, anche ovviamente intrallazzare con qualcos'altro.